consigliere comunale a Udine. Tra i dati io dico che vanno presi in considerazione anche i dati economici. Io faccio trasporto in auto con la mia macchina per una cooperativa e alla fine faccio la scheda dei rimborsi utilizzando la tabella ACI, che evidenzia quello che è il costo reale dell'auto. Per la mia auto normalissima, 1100 di cilindrata, più o meno, 0,44 centesimi al chilometro. Se tutti cominciassero a ragionare anche in questi termini, alcuni dati si cambierebbero, ma non c'è solo questo. Da Piazzale d'Annunzio, per restare su questo esempio, dove abito io, a qui, andata e ritorno per arrotondare 20 km, quei dati di prima sono quasi 9 euro. Io in bicicletta ho risparmiato 9 euro e come tempi forse ho perso 2 minuti in andata e 4 in ritorno perché c'è meno traffico. Però un altro dei principi fondamentali dell'ambientalismo, secondo me, è l'internalizzazione dei costi. E qui sulla mobilità andiamo a nozze. Restiamo sul discorso affrontato un momento fa da Massimo Brianese, quello dei parcheggi. Il parcheggio è un servizio che il pubblico deve dare gratuitamente al privato? O è un servizio che, come tutti i servizi, chi ne usufruisce deve pagare? E allora bisogna fare in modo che il costo di quel posto auto venga pagato da chi quel servizio lo utilizza. Quindi basta grandi soldi pubblici per parcheggi in struttura o d'altro. Ci sono anche, poi chiaramente una quota, secondo me la può e forse anche la deve dare il pubblico, ma non esageriamo. Io dico sempre, io che vado in bicicletta, non voglio pagare chi col SUV, con la Porsche, ho in testa una persona precisa, con la Porsche va nel parcheggio di Piazza Primo Maggio a 70 centesimi all'ora. Quindi non è che sia invidioso della sua Porsche, ma chi ha soldi paghi, chi fa delle scelte deve pagare. E quindi, anche parlando dei trasporti pubblici, bisogna fare un ragionamento del genere. Tenendo presente una cosa, che due elementi sono quelli che secondo me hanno bloccato i cambiamenti. Il piano urbano della mobilità del 2011 dava già degli obiettivi ben precisi, che non sono stati perseguiti negli anni successivi. Lo spostamento della mobilità dal mezzo privato al mezzo privato intendo auto, al mezzo più sostenibile, mezzo pubblico, bicicletta o a piedi, non si è verificato. Perché ci sono due grossi elefanti. Uno è quello della comodità e quello poi del pregiudizio. Quindi se continuiamo a rendere comoda la vita ai automobilisti, gli automobilisti continueranno ad essere comodi e ad utilizzare il mezzo pubblico. E poi c'è il problema anche del pregiudizio. Andare in giro in bicicletta, la prima cosa che ti dicono è: ma qui in Friuli piove sempre, oppure è rischioso. Certo, piove ed è rischioso. Io faccio sempre due esempi. Io per 6 anni sono andato ultimamente a scuola in bicicletta, non sono mai arrivato bagnato, a differenza di miei colleghi che dovevano andare, o studenti che dovevano andare con la macchina o col mezzo pubblico, perché con la mantella, eccetera, si va via tranquillamente. Quindi è lo stesso la pericolosità, bisogna fare molto meglio le piste ciclabili, collegarle, però in bicicletta
già oggi, stando molto attenti, si può viaggiare. E gli attraversamenti, ribadisco, tra pista ciclabile e pista ciclabile delle strade devono essere ciclopedonali, non pedonali, perché il ciclopedone non è il massimo dell'incentivo ad utilizzare la bicicletta. Per andare da una parte all'altra della città, anche utilizzando la ciclabile 1, che è una principale, uno dovrebbe scendere dalla bicicletta almeno un 6-7 volte, cosa che nessuno farà, ma non ha senso che faccia. Bisogna cambiare il sistema di organizzare anche le piste ciclabili.